12ª edizione di Spirito di Vino nel luogo festoso della città di Udine in occasione di Friuli Doc, ed ecco qui che abbiamo il primo classificato, l'autore Giovanni Fioretti. Quest'anno poi tra l'altro il tema è dedicato veramente all'unità d'Italia e quindi tutto questo, ecco, quindi il fil rouge di quest'anno veramente... La Liguria, due partite sono partiti militari. Quindi senti Giovanni, l'esperienza, raccontaci un po', è la prima volta che tu sei qui? No, è la seconda volta, sono stato nel 2009 come selezionato. Sì. Quindi quest'anno c'è l'emozione della vittoria. La vittoria, che è inaspettata tra l'altro, che sono venuto su con lo spirito di passare una serata sempre lieta come ho fatto 2 anni fa, quindi rivedere amici, ma non mi aspettavo assolutamente di vincere addirittura il primo premio. Quindi insomma Giovanni, ecco insomma, sei arrivato al podio, al primo posto e con una vignetta, come si diceva, ispirata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, con un Garibaldi insomma, Garibaldi un po' infuriato perché insomma si svela poi il segreto delle camicie rosse. Perché sono rosse, ecco. Secondo me. E dobbiamo dirlo perché sono state chiuse nelle casse le camicie bianche insieme a delle bottiglie di vino rosso che si sono rotte durante insomma, lo scarico sulla spiaggia di Quarto e quindi ecco perché insomma Garibaldi e le camicie rosse. Vedi, se erano bottiglie di vino friulano, per cui la maggior parte è vino bianco, non succedeva. Ecco, le camicie rosse non ci sarebbero state. Grazie Giovanni, Prego, grazie a voi. Grazie.